Io credo che la prima giornata di campionato in casa, quindi il 27 settembre, l'Akragas giocherà all'Esseneto. Parola di Giovanni Amico, assessore allo sport e al bilancio, ma soprattutto ex dirigente di primo piano dell'Akragas sino allo scorso campionato. Dunque i tifosi biancazzurri possono stare tranquilli e sereni. L'avvio dei lavori di manutenzione allo stadio Asseneto sono cominciati proprio questa mattina. Il direttore Enzo Galletto si è dato 2 settimane di tempo. Si è cominciato con la tribuna stampa e si proseguirà con l'installazione di 3 cancelli e la realizzazione di alcuni muri divisori per la creazione dei settori. Nei prossimi giorni nascerà una nuova sala stampa più ampia e più spaziosa. Il settore ospiti verrà creato in Curva Nord e la società ha predisposto uno spicchio della curva. Oggi abbiamo avviato i lavori che l'azienda presumibilmente consegnerà entro la data del 23. Non c'è ancora formalizzato ufficialmente la data di conclusione dei lavori perché aspetta alcune certezze da parte dei fornitori per la consegna dei materiali da installare, in particolare le 2 scale di deflusso della curva nord. I lavori riguarderanno alcuni interventi di miglioramento degli spogliatoi, la creazione di una sala antidoping, l'omologazione della curva nord con la creazione delle vie di fuga e delle uscite, la tribunetta stampa, la sala di controllo e osservazione e poco altro, insomma, tutto ciò che comunque possa consentire alla Commissione Lega Pro di omologare lo stadio per disputare le gare interne. E nel pomeriggio sopralluogo della Commissione Consiliare Sport guidata dal Presidente del Consiglio Comunale Daniela Catalano. Oggi doveva iniziare l'attività della ditta che è stata incaricata ed è iniziata, quindi la tabella di marcia al momento viene rispettata. Peraltro questa tabella di marcia viene anticipata dai lavori dei dipendenti comunali che hanno cominciato un'iniziale manutenzione ordinaria dello stadio e che non si fermeranno ora, considerato il fatto che la ditta ha iniziato i lavori, ma che affiancheranno la ditta proprio per accelerare questa restituzione di un immobile comunale, ma che è un immobile degli sportivi agrigentini e non soltanto, e della squadra che merita tutte le attenzioni visto il livello cui è arrivata quest'anno e come diceva l'allenatore che ama sognare, amiamo anche noi sognare, non ci auguriamo semplicemente di restare dove siamo, ma sogniamo e guardiamo anche oltre. Questo sogno però passa attraverso un coinvolgimento e anche un ritorno ovviamente economico che è legato alla restituzione di questo immobile. Contiamo, così come da programma, di restituirlo alla città entro fine settembre, evitando quindi quel dispendio di risorse legate al fatto che le partite in casa per ora in realtà non si giocano in casa ma si giocano quasi sempre nel trapanese, e recuperando tutto ciò che per ora in termini di abbonamenti si perde.